Terza conclusiva semifinale per il Super Frustino Tommaso Grassi e Howard. I 10 cavalli sono dietro lei della start: Brad, Braivert, Zach, LG, Brinagal, Beati Min, Blue River, B Queen Francis. In seconda linea Briscola Matley, Beatrice Chris, Bella Meissane e Brio Bani. Favori per Bella Meissane in chiusura numero 9 Enrico Bellei, macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di BT Min, numero che però 4, si getta di Beauty galoppo Min, e viene squalificato. superato da Blue River, che si getta a sua volta di galoppo, attaccato numero da 5, Blue Queen River, Francis, squalificato dopo i primi 200 metri in 15. Siamo a metà della curva delle scuderie e a questo punto c'è la progressione di Bella Meissane, che in poche battute raggiunge B Queen Francis e ottiene strada. 400 metri in 37 sono bastati a Bella Meissane per passare in testa e guidare. La favorita quindi ha impiegato appena 400 metri dal numero 9 per riuscire a risalire all'esterno. Vediamo intanto le posizioni con Brio Ban che cerca di avvicinarsi a sua volta, ma è scoperto all'esterno e raggiunge in terza posizione il numero 3 Brinagal, mentre in seconda rimane B Queen Francis. 1-1 e 2 il passaggio agli 800. A questo punto Bella Meissane fa andatura, cerca di mettere in difficoltà Brio Ban, che comunque si avvicina e raggiunge il sediolo della leader a 600 metri dalla conclusione, 1 chilometro in 1:16:2, con Bella Meissane in vantaggio e inseguita da B Queen Francis, mentre all'esterno si impegna ancora Brio Ban. Siamo ora a 450 dalla conclusione, con Bella Meissane in vantaggio, Brio Ban in seconda posizione che non riesce ancora a superare però B Queen Francis, gli altri discosti. Ultima curva affrontata con Bella Meissane in netta evidenza, mentre B Queen Francis rientra Brio Ban, che cerca nuovamente di attaccarla. Retta d'arrivo con Bella Meissane in netta evidenza. Bella Meissane viene a vincere nettamente, mentre la lotta per il secondo posto è incerta fin sul traguardo, mentre Enrico Bellei vince facile. Il secondo è per Bella Meissane, è per B Queen Francis, che tiene a bada Brio Ban fin sul palo. 1:15:2 il ragguaglio conclusivo per l'allieva di Enrico Bellei, che mette a segno così i primi 10 punti per questa allieva di Giuseppe Citarella, che conquista la seconda vittoria consecutiva qui al Savio dopo un secondo e un terzo posto. Una forma veramente eccellente, poi tutto facilitato dal fatto di andare al comando in 400 metri, ma poi Bella Meissane è andata veramente forte. 1:15:2, ripetiamo il ragguaglio conclusivo. Secondo posto per un B Queen Francis, che è rimasta seconda, e Federico Esposito porta a casa i 5 punti, mentre Andrea Farolfi con Brio Ban coglie il terzo posto e i 3 punti. 2 punti per il numero 8 Beatrice Cris e Daniele Cuglini, mentre al quinto a distanza vedete il numero 7 Briscola Mattei con Antonio Esposito.